Meris che viene attaccato da Cala di Gallura al suo esterno, ci prova anche Vulcano Baibo Norvesu con all'esterno la progressione di Abu di Gallura che tende a passare nei confronti della Giubba all'interno di Vulcano Baibo Norvesu, lotta tra Vulcano e Abu, Vulcano che la porta a casa davanti a Abu di Gallura. Aspetta che mi tolgo questa pentola. Intanto come sta Villacide? Mattia Manca, manager. Quanto è successo Vulcano Baibo Norvesu? Insomma, le ultime non erano proprio leggibili come prestazioni. Guarda, credo che semplicemente ho sfruttato la forma perché mi ha detto che l'ha fatto riposare un po', infatti anche andando alle gabbie mi sono reso conto che era bello carico e fresco e niente, ho aspettato che sbagliassero gli altri perché mi immaginavo che sull'arrivo si attaccassero un po' a Meris, quindi me l'hanno servita sul piatto, io ho sfruttato il varco. Bella reazione però lui in Molto, sì. Un vecchio che non perdona. Mazza, un vecchio che mi porta in giro da tanto tempo. Complimenti Mattia. Grazie. Livio Puggioni per Vulcano Baibo Norvesu. È un cavallo che, come ha detto Mattia, le ultime non erano leggibili più di tanto. Qua a Sassari però lui trova sempre un po' più di coraggio e quando è così vince quasi sempre. Il fresco, lui soffre troppo d'estate. Noi abbiamo provato quest'anno, perché sappiamo che comunque ci sono quei due appuntamenti a Chilivani, quelle due corse abbastanza buone, la lista è di cercare di prepararlo per quelle due corse bene, ma lui quando inizia il caldo non ne vuole sentire. Questa settimana, devo essere sincero, rispetto agli altri ha lavorato un po' peggio, però è un cavallo vecchio, sa quello che deve fare, in lavoro non si è sprecato più di tanto. Diciamo che è stata una sorpresa perché mi aspettavo di più gli altri, però il treno di corsa è stato favorevole a lui, l'ha montato molto bene Mattia e poi in fondo quando si trova testa a testa, come ha sempre dimostrato, raramente perde. Un leone. Lui a testa non perde mai, quando lo vedi che entra addirittura che sta con gli altri, dà tutto, se perde può perdere in fotografia. Un vecchio che sa cosa deve fare e lo fa bene perché vince per l'ennesima volta. Complimenti a tutto il team. Grazie, Filippo, Franco e tutti quelli che ci lavorano per Vulcano Baibo Norvesu e complimenti ancora.